Ringrazio innanzitutto l'assessore Elena Donazzan, mia carissima amica da tanto lungo tempo, con quale abbiamo condiviso tante battaglie per il nostro Veneto e il nostro Paese. La ringrazio per l'invito che mi ha fatto e per quello che ha realizzato in questi 10 anni in un fronte molto importante e significativo, qual è quello del lavoro e della produzione nel Veneto. Non sono in condizione di essere presente perché ho in concomitanza altri impegni internazionali e peraltro anche l'elaborazione del Consiglio dei Ministri che oggi prenderà delle misure importanti per quanto riguarda proprio l'impresa italiana. 10 anni di successi che sicuramente oggi voi analizzerete meglio di quanto possa fare io, perché siete voi gli oggetti, i soggetti di questi successi. E peraltro, come mi hanno detto anche qui nel Dicastero, quando l'altro giorno insieme al sottosegretario Bergamotto riunivo il tavolo di concertazione, di elaborazione sulle crisi industriali, come mi dicevano in quel tavolo tutti i collaboratori del Dicastero, il modello di successo che hanno portato esempio è proprio quello della Regione Veneto, che secondo loro, quindi secondo coloro che qui a Roma gestiscono le crisi nazionali, talvolta appunto in riferimento con quello che fanno gli enti regionali in sede locale, quando ho chiesto qual era il modello di maggior successo mi hanno risposto in maniera significativa il modello della Regione Veneto. E anche per questo che mi dispiace non essere presente ad ascoltare i vostri interventi, a confrontarmi con Elena e con voi su cosa si possa fare di più e di meglio per realizzare una politica industriale nel nostro Paese, quella politica industriale che manca da tanto, troppo lungo tempo e di cui le crisi industriali sono un aspetto evidente della problematica che noi dobbiamo affrontare alle radici. Per questo, tra l'altro, tra i collegati alla manovra di bilancio che li realizzeremo nei mesi successivi con la corsia preferenziale che tocca appunto ai collegati, vi è un collegato che riguarda la riforma degli incentivi, perché essi siano davvero diretti sempre più a creare quel rapporto fecondo e produttivo che possa far emergere l'impresa italiana in questo contesto così difficile a livello globale. Noi siamo convinti di poterci riuscire e sicuramente chiederemo aiuto anche a voi per elaborare un modello più pertinente rispetto a quelle che sono le potenzialità del sistema produttivo italiano e più confacente ad affrontare la lunga e difficile transizione ecologica e digitale che abbiamo davanti a noi. I numeri che mi hanno dato i nostri collaboratori sono particolarmente significativi perché l'intesa costruttiva e appunto collaborativa tra la Regione Veneto e questo Ministero ha portato alla soluzione di diversi tavoli complessi che solo in quest'anno, nel 2022, hanno permesso di salvaguardare quasi 900 lavoratori. Penso a Ideal Standard e ad ACC Warnabo a Belluno, nonché a Slim Fusina di Porto Marghera. E proprio Ideal Standard e Slim Fusina sono stati 2 progetti di successo anche del nuovo strumento messo a disposizione del Ministero per la soluzione delle crisi. Il Fondo Salvaguardia Imprese ha effettuato infatti investimenti inequi complessivamente per oltre 12 milioni di euro per facilitare le 2 operazioni di salvataggio. Proprio per questo, consapevole di quanto abbiamo fatto insieme, di quanto voi avete saputo fare in Veneto, esprimo alla vostra unità un sentito ringraziamento per i risultati conseguiti, ma anche per il metodo di lavoro che considero appunto un modello a livello nazionale. Capacità di gestione autonome dei tavoli che per dimensione non accedono a livello nazionale e collaborazione per i casi più complessi per una gestione coordinata appunto con Roma. Un approccio che auspico possa contribuire a trovare il più efficace percorso di reindustrializzazione anche al caso Speedline
e i suoi 580 lavoratori, impegnati tutti in una difficile trattativa che ha tuttavia avuto un primo esito positivo con l'accordo dello scorso giugno. Partendo da questa esperienza, dalla vostra esperienza, dalla nostra esperienza con voi, ritengo che adesso sia il momento opportuno di rafforzare l'intesa con le regioni al fine di valorizzare esperienze e risultati ottenuti a livello locale, sostenendo in questo percorso anche le regioni meno virtuose, che ancora non hanno avviato processi indipendenti sulla gestione della crisi. Per questo ho dato mandato di coordinare con l'assessore capofila del settore produttivo tra le regioni un incontro tra il Ministero e appunto gli assessori competenti delle regioni per confrontarci su quale possa essere il modello migliore, e io mi auguro che questo possa permetterci di estendere la vostra esperienza anche in altre regioni. Abbiamo in questi pochi giorni dato l'esempio di come vogliamo lavorare. Per esempio, abbiamo finalmente istituito un ufficio, una sorta di difensore civico delle imprese qui nel Dicastero, dando attuazione a una norma contenuta nel primo decreto aiuti che ci consentirà finalmente di avocare al Dicastero gli iter autorizzatori che di competenza di altre amministrazioni nazionali, ove fossero esse non adempiuti nei tempi previsti. Questo ci consentirà anche di dialogare meglio con le regioni, perché potremo rispondere noi in loro sostituzione delle autorizzazioni che le amministrazioni nazionali devono dare quando siamo in presenza di un investimento superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali. Ecco, io credo che questo deve essere l'esempio: semplificazione, sicuramente, velocizzazione, che deve consentirci di realizzare anche un rapporto più fecondo in questa materia così significativa e decisiva tra la regione, tra le regioni e il nuovo Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una denominazione appunto nuova che significa anche una mission nuova, l'impresa al centro della nostra attività e non il contesto in cui essa agisce, perché sono le persone che fanno l'impresa e voi lo sapete meglio di tutti, perché nella Regione Veneto che vi è il massimo tasso di imprenditorialità del nostro Paese. Buon lavoro e grazie.